Strano, mi sento strano perché giustamente sono abituato a non leggere neanche quelli del liceo, se vedi sono ancora intonsi, anche se qualcuno li vuole che servono mai usati, da qui a non leggere, a scrivere uno mi fa impressione, sinceramente non c'è più religione, no scherzo. E ovviamente non sono uno scrittore, non lo sarò mai, non mi reputo tale, ho voluto semplicemente condividere un diario, mi piace chiamarlo così, un diario intimo, privato della mia vita, un riassunto di tutto quello che ho combinato nella mia vita, 30 anni di carriera quest'anno, 46 di vita, e partendo dall'espulsione dall'asilo, fatto vero che mia madre può testimoniare, unico caso di bambino al mondo espulso dall'asilo, fino ai danni diciamo di oggi, al giorno d'oggi. Quindi un riassunto di tutto quello che è accaduto, aneddoti simpatici, esilaranti, accaduti al liceo, durante il servizio militare, nei backstage della radio o della TV o del cinema. Un piacere di condividere per ringraziare il pubblico che mi supporta e soprattutto mi sopporta da così tanto tempo. Il giro vita da mediano è proprio come se fosse il primo giro, insomma sono a metà, almeno spero, se arrivo a 100 anni, a 46 anni, ho fatto già tante cose, sono molto contento, e ce n'è altre in cantiere, sono ancora in piena gavetta, io, perché poi la gavetta è fondamentale nel nostro mestiere, sono abituato a guadagnarmi le cose a piccoli passi, gradino per gradino, così mi è stato insegnato a farlo sempre con amore e passione, ma con umiltà, senza voler arrivare subito, anche perché credo che serva arrivare sul gradino più alto quando sei pronto per restarci, allora magari te lo meriti e nessuno ti può far cadere giù.